Bomba dell'ultimo minuto. Il calciomercato si infiamma e il Napoli si è reso protagonista di un possibile acquisto che promette di dare una scossa alla prossima stagione. Secondo il retroscena, il club partenopeo starebbe tenendo d'occhio un attaccante italiano che ha militato nella Juventus e attualmente gioca nella Fiorentina. Inoltre, si stanno prendendo decisioni importanti sul futuro di uno dei pilastri del centrocampo. Restate con noi fino alla fine per scoprire tutti i dettagli di queste mosse che potrebbero ridefinire il futuro del Napoli. Prima, però, sappiate, lasciate il vostro like. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere nessun aggiornamento sul nostro amato Napoli. E ora veniamo al sodo. Secondo fonti vicine al club, il Napoli sarebbe interessato a ingaggiare Moise Kean, attaccante 24enne che attualmente milita nella Fiorentina. Kean, che ha avuto trascorsi alla Juventus e all'Everton, ha mostrato una forma impressionante in questa stagione, segnando gol decisivi e dimostrando maturità in campo. Con un contratto valido fino al 2029 e una clausola rescissoria di 60 milioni di euro, il suo acquisto rappresenterebbe un investimento significativo per il Napoli. Tuttavia, la dirigenza vede in Kean il potenziale per essere un elemento chiave dell'attacco, soprattutto considerando la possibile partenza di Victor Osimhen, che ha attirato l'interesse di club stranieri. Allo stesso tempo, il tecnico Antonio Conte sta prendendo decisioni cruciali sulla rosa attuale. Una delle decisioni più attese riguarda il trentenne centrocampista slovacco Stanislav Lobotka. Arrivato al Napoli nel 2020, Lobotka è stato un giocatore fondamentale a centrocampo, noto per la sua visione di gioco e la precisione dei passaggi. Con un contratto fino al 2027. Il suo futuro sembrava incerto di fronte alle speculazioni sul trasferimento e all'interesse di altri club europei. Tuttavia, fonti interne affermano che Conte considera Lobotka indispensabile per il progetto del Napoli e intende tenerlo come uno dei fulcri della squadra nella prossima stagione. E ora vogliamo sapere cosa ne pensate. Pensate che Moise Kean sia un buon acquisto per il Napoli? E per quanto riguarda Stanislav Lobotka, siete d'accordo con la decisione di Antonio Conte di tenerlo come giocatore chiave a centrocampo? Lasciate un commento qui sotto e partecipate a questa discussione che promette di movimentare il calciomercato nei prossimi giorni.